Quindi sono i saluti per chiudere il 2019 nel modo giusto, nell'augurare a tutti voi un buon fine 2019 e un buon inizio 2020. Per me questo 2019 ha portato sì, serenità, ma anche momenti non felici per i tanti guai, per i tanti problemi che nel mondo ci sono stati. Quindi per disastri, terremoti, per le tante donne morte, uccise dalla cattiveria degli uomini e così via. Quindi anche questo ha portato un po', sinceramente, un po' di malinconia anche a me qui presente. Personalmente direi sì, sono rimasto deluso personalmente dal mio dare tanto, del mio amare il prossimo, questo è l'unico mio difetto, di dare il troppo, di dare il tanto amore alle persone e che poi rimani deluso perché poi te ne accorgi che quelle persone non meritano la tua amicizia, non meritano il tuo amore, non meritano il tuo affetto, quindi bisogna cambiare. Quindi questo nuovo anno ho deciso di cambiare la mia vita, di dedicarmi molto molto di più alla mia famiglia, perché il mio tutto è la famiglia, ed allontanare la gentaglia, le persone che si fingono amici tuoi per mettertelo a quel servizio, e quindi allontanare un po' la gentaglia, gli umanoidi, come li chiamo, gli umanoidi cattivi, e persone che non meritano la mia amicizia. Quindi è una nuova vita che farò. Quindi dal 2020 mi dedicherò più alle persone, ma nel lato commerciale, non nel lato amicizia, perché io definisco che l'amicizia e l'amore non esiste. È una mia teoria che porto avanti da tempo, perché definisco che l'amore è solo una cotta. Passata la cotta finisce l'amore, avanti un'altra o avanti un altro. E l'amicizia invece è diversa. L'amicizia è solo perché hai bisogno in quel momento, hanno bisogno in quel momento di te, poi una volta che ti hanno usato, arrivederci e grazie, quindi è solamente un modo per fregarti. È chiaro? Quindi questa è la mia teoria, attenzione, tanto rispetto per tutti, però è una mia teoria, un'esperienza fatta sulle mie spalle. Posso essere antipatico a tanta gente, per carità, posso essere simpatico ad altri, ma però il discorso è che oggi l'amicizia non è più quella di una volta, quindi oggi manca la socializzazione, manca il socializzare, e quindi ognuno è pronto per pugnalarti alle spalle, e quindi sei facilmente una preda da acchiappare. Quindi ho cambiato, voglio che le cose cambino, voglio dedicarmi di più alla mia famiglia, come dicevo, e dedicarmi di più non agli amici, ma prestare un po' più attenzione, dedicare un po' di più, perché io cioè, le persone che vado a dedicare la mia attenzione,
Quindi mi scelgo le persone da dedicare la mia attenzione, ma non amici, perché gli amici non esistono, no, per me. Gli altri potete pensare quello che volete. E adesso andiamo un po' con le previsioni del 2020, quindi ascoltate bene quello che io dico, questo è per farvi capire che quando dico una cosa, le mie previsioni negli anni, ogni anno, li faccio ogni anno e si trovano sempre. Quindi questo 2020 dobbiamo aspettarci un anno molto più positivo, un anno molto più positivo a livello diciamo di ripresa economica, quindi ci sarà una ripresa economicamente parlando e quindi ci sarà un periodo molto più positivo in questo 2020. Quindi poi avremo, non mancheranno i disastri perché io avverto dei disastri da Napoli a Roma, quindi in queste due città ci saranno delle cose che succederanno poco piacevoli, quindi occhio e attenzione, come pure noto e avverto problemi di salute per il Papa. E poi noto ancora che ci saranno ancora tantissimi attentati nel lato di Francia e Inghilterra, quindi occhio a quest'altra mia previsione ed poi ancora ci sarà un noto personaggio dell'ambito dello spettacolo, un grossissimo personaggio dello spettacolo che avrà seri problemi di salute, quindi però rimarrà in vita, attenzione. Poi ancora vi dico che quest'anno, questo 2020, astrologicamente parlando invece sarà l'anno fortunato dei gemelli, quindi occhio, voi gemelli avrete un anno molto molto positivo sotto la sfera economica, quindi voi dei gemelli economicamente avrete un periodo molto positivo, molto fruttuoso come si usa dire, e quindi avrete un bellissimo anno 2020 voi dei gemelli. Quindi per tutti gli altri segni ci sarà un alto e basso di fortuna, ve la dovete creare e dovete fare molta attenzione di come gestire il vostro cammino. Va bene? Allora, detto questo, era una sintesi per quanto riguarda il 2019 e il 2020. Io vi auguro ancora a tutti quanti voi un felice 2020, buon anno a tutte le persone che mi stimano, mi vogliono bene, che mi seguono da una vita. Io vi auguro tanta felicità, che sia un anno migliore per voi. Per tutti quelli che non mi sopportano, che gli sono antipatico, che magari gli sto sullo stomaco, vi auguro il doppio di quello che voi augurate a me. Buon 2020 a tutti, ciao a tutti.